Alle 16:58 di ieri in via D'Amelio a Palermo un minuto di silenzio per ricordare la strage che 32 anni fa costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e a 5 agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Vincenzo Limuri, Walter Reddi Cosina, Agostino Catalano e Claudia Traina. Sul palco allestito dal movimento delle Agende Rosse sono presenti i parenti delle vittime della mafia. Insieme a Salvatore Borsellino, tanti tra i partecipanti hanno alzato al cielo un'agenda rossa, simbolo della ricerca e verità ancora purtroppo incompleta sull'attentato. Il presidente Mattarella è intervenuto con un suo messaggio, dicendo tra l'altro: con atti spietati di guerra si voleva piegare lo Stato e sottomettere la società. Le istituzioni e i cittadini lo hanno impedito. Gli assassini a capo dell'organizzazione criminale sono stati assicurati alla giustizia. Il sacrificio di chi ha difeso la legalità e la libertà è divenuto simbolo di probità e di riscatto. Anche la premier Giorgia Meloni ha voluto far sentire la sua vicinanza, sottolineando sui social che il coraggio e l'esempio di Borsellino vivono nell'impegno delle donne e degli uomini che anche oggi portano avanti la lotta alla criminalità organizzata. Oggi siete qui come sindacato di polizia proprio per dire fuori la mafia dallo Stato. Fuori la mafia dallo Stato è il grido più forte e disperato che un servitore dello Stato possa gridare. Sono passati 32 anni da quelle stragi, sono passate sentenze, sono passati libri, sono passati articoli di giornale, sono passate inchieste e indagini e ancora dopo 32 anni la verità confermata giudiziaria su quelle stragi non è venuta fuori. Noi per il sangue innocente che è stato sparso in questa strada continuiamo a pretendere verità e giustizia, continuiamo a pretendere che i nostri colleghi che sono morti in questa strada, perché tutti potessimo continuare a vivere come era giusto che facessimo, possano avere il riposo che solo la verità può loro dare. Siamo qui e lo facciamo in opposizione a tutte le passerelle mediatiche di tutti coloro i quali vengono per ricordare, come se volessero in qualche modo sanare i loro bisogni dopo che hanno dimenticato. Invece no, siamo qui per fare memoria, non per ricordare, per fare in modo che chi ha vissuto il dramma di quegli anni, chi ha perso la vita, possa veramente, assieme a noi e sulle nostre gambe guardare a un futuro che i siciliani meritano. La nostra performance ha voluto proprio mandare un messaggio molto chiaro, perché noi non le abbiamo vissute le stragi, però abbiamo letto quasi 10.000 pagine di sentenze per essere informati sui fatti e sulle responsabilità che riguardano funzionari di Stato che hanno agito alle spalle appunto di tanti magistrati che sono morti appunto per servire veramente il nostro Paese.